Zoom Sardegna, la notizia nel particolare. Un saluto, ben ritrovati, buon giovedì a tutti voi all'ascolto, quarto appuntamento della settimana con lo Zoom Sardegna che dedichiamo a un dossier dal titolo Imprese e valore artigiano in Sardegna, realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato regionale, analisi che ha radiografato, per così dire, gli ultimi 10 anni del comparto artigiano sardo attraverso dati Istat, Unioncamere e Movimprese. E lì commentiamo con il presidente dell'organizzazione di categoria, Antonio Mazzuzzi, che è collegato con noi al telefono. Intanto, Presidente, ben ritrovato e grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Le do l'input giusto snocciolando qualche dato che poi naturalmente farò commentare a lei. Oltre 35.000 imprese artigiane registrate, 7 nate ogni giorno, 62.546 occupati, oltre 3 milioni di euro di valore aggiunto prodotto, ma anche 5.932 attività gestite da donne. Poi naturalmente questi sono soltanto veramente alcuni dei dati che voi fornite nel vostro dossier, nella vostra analisi, però prima di parlare di numeri, le chiedo intanto come nasce un po' la genesi di questo dossier, di questo lavorone che avete prodotto. Sì, è un lavorone importante, fortemente voluto dalla Confartigianato. Adesso siamo in una fase politica particolare, proprio oggi c'è la prima seduta del Consiglio regionale. Abbiamo voluto realizzare questo report proprio per dare all'amministrazione che verrà tutti i dati e la situazione del comparto artigiano in Sardegna. E invece, tornando ai numeri, io ne ho snocciolato qualcuno, però intanto lei magari può soffermarsi in particolare sui vari settori, no, che voi avete analizzato, intanto a partire da la demografia, insomma un po' così come viene definita del comparto artigiano, e poi magari vedere voce per voce. Ma va bene, mi consenta di fare innanzitutto una premessa. Io voglio dire che in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, la salute delle imprese artigiane è stata duramente compromessa in questi anni e se non si cambia il modo di fare politica non ci sarà mai un'inversione di tendenza. Io penso che dall'analisi di questi dati si evince e ritengo che sia importantissimo che il Consiglio regionale, come primo punto all'ordine del giorno, secondo me deve mettere il fatto di creare nuovamente le condizioni e la voglia di fare impresa in Sardegna. Le nostre imprese artigiane sono piccole, operano in un contesto difficilissimo che probabilmente non ha precedenti in tutta Italia. Pensate solo che il 96% delle imprese artigiane è sotto i 10 dipendenti, la media regionale è quella di 3 addetti per azienda, ed operano in un contesto, come ti dicevo, difficilissimo. Sono fatte di persone, spesso sono imprese familiari che ogni giorno combattono per portare avanti il loro business, per pagarsi le tasse, per star dietro ai 1000 balzelli che la burocrazia in Sardegna ci dà. Grazie per questo bel commento, per questa premessa sicuramente indispensabile, però torniamo a quanto dicevamo prima, cioè analizziamo un po' le voci, no, di questa analisi che voi fate. Per esempio, le attività gestite da donne e quelle giovanili, come siamo messi? Io sono un artigiano e conosco bene la base, conosco quelli che sono i problemi delle imprese. Purtroppo tu mi parli di giovani e questo mi fa molto piacere. Parlando con gli associati ci siamo resi conto che abbiamo oggi in Sardegna 2 tipi di imprese artigiane. Abbiamo quelle imprese che si sono sapute innovare, che hanno investito in questi anni, che si sono digitalizzate, che si sono messi al passo con i tempi, che hanno sopperito a quella difficoltà che noi chiamiamo passaggio generazionale, quindi il trasmettere i saperi da padre a figlio, che è un passaggio delicatissimo che ha bisogno di essere sostenuto. Vediamo che
questo, che c'è la volontà dei giovani di prendere in mano le aziende, però insomma c'è bisogno di investire in questo senso, c'è bisogno di supporto in questo senso. E stessa questione riguarda le aziende che sono controllate e gestite da donne, che sono tantissime. Noi abbiamo settori particolari, adesso mi viene in mente la sartoria, il ricamo, che hanno bisogno appunto delle mani delle nostre artigiane per tappeti, che hanno bisogno delle mani delle nostre artigiane per crescere, per far business, ecco. Ecco, Presidente, la interrompo invece di nuovo, perché naturalmente noi parliamo di imprese artigiane, insomma, che vuol dire tutto e niente, cioè nel senso che all'interno poi del comparto naturalmente poi ci sono giustamente i diversi settori, se ne citava, ecco, tantissimi settori e se ne citava soltanto alcuni. Ecco, qual è l'andamento, quali sono le dinamiche settoriali in questo ambito? Sì, è vero, mi hai fatto un appunto che noto anch'io in certi tavoli, in certe riunioni. Si pensa all'artigianato spesso solo come artigianato artistico. Io prima ho citato il tappeto, la ceramica. Questa è solo una piccola branca, una piccolissima parte del comparto artigiano. Pensate che i panificatori sono artigiani, pensate che tutti quei settori che trasformano i prodotti anche agricoli sono artigiani. Pensate al settore immenso dell'edilizia, dove la maggior parte delle imprese in Sardegna sono imprese piccole, quindi imprese artigiane. Tra l'altro insomma, un settore molto particolare, quello dell'edilizia, che ha subito in questi ultimi decenni una crisi importantissima. È probabilmente il settore che in questi ultimi 10 anni ha sofferto di più. Ci sarebbe bisogno di un grosso investimento da parte della regione in questo senso, per far ripartire appunto un settore che con la sua operatività poi abbraccia, coinvolge tantissime altre aziende dell'indotto. Pensi solo ai trasporti, a fabbri, falegnami, carpentieri e a mille altre attività correlate. Vorrei toccare altri due tasti che sono importanti. Uno è lo sviluppo del digitale, un discorso quanto mai attuale, mentre l'altro è il turismo, e quindi anche qui insomma potremmo fare un appello al nuovo assessore regionale. Ti lascio la parola. Sì, dal dossier viene fuori, viene fuori questo fatto e ci siamo resi conto che ormai l'artigianato in Sardegna viaggia a due velocità, cioè abbiamo veramente due mondi artigiani. Il primo è quello che in questi anni ha innovato, ha investito tanto in digitale, che ha rinnovato tutti i suoi processi produttivi e quindi si rivolge al mercato mondiale. Quindi è un mondo artigiano al passo con i tempi, mentre abbiamo un altro mondo sempre in Sardegna che è più in difficoltà. È quell'artigianato che è rimasto ancorato agli schemi pre-crisi, dico io, che ha investito poco in digitale, che magari non ha fatto il passaggio generazionale, dove l'imprenditore ha una certa età. Ricordiamoci che il mondo in questi ultimi anni è cambiato, cioè oggi tutti i processi viaggiano a velocità della luce. Non abbiamo più il tempo di fermarci e di gestire il nostro business con tranquillità. Oggi bisogna correre e pedalare. È importante oggi fare investimenti per cercare di portare questo mondo che è rimasto indietro, facendogli raggiungere ciò che sta facendo l'altro, ecco. Perfetto, e allora noi siamo in chiusura della nostra intervista, grazie al presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Mazzuzzi, grazie. No, io ringrazio voi e grazie per l'invito. Grazie anche a chi ci ha seguito, con l'augurio di un buon proseguimento sulle nostre frequenze. Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.